Va ora in onda Umanitaria Padana Onlus. Buongiorno Sara, a te la linea. Grazie mille, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà e un buon fine settimana. Ci troviamo anche oggi e in questo inizio d'anno per quanto ci riguarda, perché noi fino ad ora non ci eravamo ancora sentiti, avevano parlato tanti altri nostri volontari in questo 2026, quindi colgo l'occasione per augurare tutti anche se ormai siamo alla fine di gennaio, una prosecuzione d'anno in cui preghiamo Dio, insomma, che resti la pace, perché torni la pace dove non c'è e resti la pace dove c'è, perché poi alla fine la pace è il valore più importante di tutti e senza la pace, lo dice una persona che ha visto tante guerre, come dicevano giustamente i papi, nulla è possibile. E anche tutti quei problemi che sembrano insormontabili sono relativi, mentre diciamo nei contesti di guerra tutta la vita viene scardinata e ahimè quando un continente, una civiltà, un popolo ha un periodo di benessere, di pace abbastanza prolungato da non ricordare più cosa significa vivere la guerra, è proprio il momento più rischioso in cui tornano alla luce i guerrafondai, quelli che parlano di guerra con troppa facilità e così con superficialità, dicendo che bella la guerra, peccato che quelli che di solito portano avanti questi interessi sono i pochissimi che guadagnano dalle guerre e la carne da macello che va dietro di solito entusiasticamente ai proclami di guerra, poi è quella che paga, cioè sempre i popoli. Quindi speriamo nella pace e sosteniamo qualunque tentativo, qualunque impegno, qualunque persona di buona volontà che porti avanti la pace. L'Umanitaria Padana, come sapete, è attiva dal 99 nei contesti di guerra, di calamità naturale, di persecuzione, con i nostri progetti Guerrieri per la pace nei paesi colpiti da conflitti. Poi abbiamo il soccorso dei popoli nei paesi colpiti da calamità naturali. Poi abbiamo SOS Cristiani, che è il nostro progetto più significativo, anche più importante dal punto di vista economico, è quello per i cristiani perseguitati. E abbiamo il pronto intervento missioni, quello in cui aiutiamo missioni o missionari con degli interventi ad hoc sempre di tipo durevole, cioè sempre secondo la logica: aiutiamo i popoli a casa loro, aiutiamoli ad aiutarsi, costruiamo insieme la pace, cioè veniamo proprio nel concreto, l'aiutiamoli ad aiutarsi. Cosa significa? Significa che noi non finanziamo assistenzialismo, cioè degli aiuti che si esauriscono, si consumano e poi richiedono di nuovo una richiesta d'aiuto dello stesso genere. Quindi noi non finanziamo spese correnti, non finanziamo questo, diciamo, l'assistenza normalmente la portiamo, la prima assistenza la portiamo sempre solo in una prima fase di intervento, anche come un po' presentazione. Questo vale anche in Italia, perché noi
col progetto Il Soccorso dei Popoli, cioè quello nelle calamità naturali, siamo attivissimi soprattutto in Italia. E quest'anno purtroppo, come vi avevo detto, noi avremmo voluto mobilitarci anche per quei fenomeni che ci sono stati adesso sul piano delle mareggiate, eccetera, ad esempio in Sardegna, ma il problema è che la logistica abbiamo dovuto, come vi avevo avvisato lo scorso anno, temporaneamente fermarla, quindi temporaneamente non procederemo ad altre spese per la revisione del furgone, per l'assicurazione, per una serie di cose, perché siamo in un momento di difficoltà e siccome non vogliamo far venire meno l'aiuto ai nostri cristiani, qui vedete ad esempio queste sono tutte ragazzine cristiane, bambine, ragazze, adulte, eccetera, che in Pakistan sono cristiane a cui noi consentiamo di fare scuola, di emanciparsi, vengono da tutte queste ragazze che avete visto, vengono tutte da situazioni familiari difficili, cioè non solo difficili perché sono cristiani e sono in Pakistan, che già di per sé sono donne cristiane. In Pakistan e già questo è un elemento di difficoltà, ma perché vengono anche da famiglie particolarmente problematiche, magari hanno dei problemi, magari hanno un fratello disabile, hanno il genitore inabile al lavoro, oppure addirittura sono senza genitori, senza il papà. Abbiamo sia delle bambine che imparano a leggere e a scrivere, sia delle ragazzine che imparano a lavorare. In passato abbiamo avuto anche diverse ragazze che abbiamo condotto fino alla laurea, siccome i soldi erano ridotti, c'è stato un nuovo donatore che voleva autonomamente, si è rivolto a noi per portare avanti in autonomia una parte di questo progetto, allora abbiamo affidato a lui le ragazze che vanno all'università, così pur con meno soldi noi riusciamo a sostenere tutte le altre, perché togliendo il costo del college, cioè dell'università che è molto alto nei paesi comunque di stampo anglosassone, il Pakistan è stata una colonia inglese, anche se adesso è il Pakistan che sta colonizzando la Gran Bretagna di fatto, però ha quindi un'impostazione universitaria costosa. Avendo tolto questa componente, quindi le 6 ragazze, ad esempio, che stavamo portando alla laurea in infermieristica, e adesso se ne sta occupando quest'altro donatore in via diretta, noi stiamo riuscendo anche con meno soldi a portare avanti tutto il programma per le altre, quindi per chi va alle scuole superiori, per chi va alle elementari, alle medie, per chi fa delle scuole professionali o anche dei piccoli corsi, perché ricordo che padre Edward si occupa anche di organizzare come delle piccole realtà formative con le ragazze che sono già uscite dal nostro programma, alcune si sono laureate, eccetera. Ricordo sempre, vi faccio vedere una ragazza, non so, che è quella che ha l'aria un po' più da nerd. Questo è un foglio più vecchio, vedete, questa con gli occhiali. Questa l'avevamo portata alla laurea, era addirittura senza papà, cristiana. Ecco, lei è stata assunta alla NASA. Immaginate il riscatto sociale, donna cristiana, era l'unica iscritta fisica all'Università di Islamabad, donna cristiana pure senza il papà, quindi proprio in quel contesto stiamo parlando dell'essere considerati quasi senza dignità. Ben, adesso lavora alla NASA, però non si ricorda della sua famiglia. In realtà sua sorella invece ha fatto medicina, la sua mamma
che fa la maestra, ma anche tutto è partito lì, perché padre Edward aveva iniziato a aiutare questa mamma rimasta sola a diventare maestra, e poi con l'aiuto della mamma e nostro siamo riusciti a fare andare. Lui aveva prima assistito nelle scuole, quelle primarie, quando siamo arrivati noi le ragazzine stavano per andare alle superiori, le abbiamo accompagnate per anni. Questa ragazza estremamente brillante è arrivata addirittura ha fatto una conferenza a Roma poco tempo fa. Ecco, padre Edward poi chiede alle persone che ha aiutato di aiutarlo ad aiutare le altre persone nella loro stessa situazione. Padre Edward è un sacerdote anziano e lui è un Tamil dello Sri Lanka, in realtà, che noi aiutiamo da tantissimi anni. Anzi, volevo dirvi questo, soprattutto a quei donatori che ci ascoltano e che ricevono quindi a fine anno i nostri auguri con il foglio di tutti gli interventi realizzati, che in realtà dopo che abbiamo mandato gli auguri c'è stato chiesto, quindi nello scorso 2025 c'è anche un intervento che non è segnato sul foglio degli interventi del 2025 perché l'abbiamo realizzato prima di Capodanno, perché in Sri Lanka ci sono state delle alluvioni molto forti. Una cosa, hanno colpito soprattutto delle realtà che noi abbiamo sempre aiutato con le Carmelitane Apostoliche, Mutur, che è la realtà più difficile, ma anche quella dove io ho veramente il mio cuore, dove abbiamo sempre aiutato questo orfanotrofio femminile carmelitano, un luogo splendido e difficilissimo nello stesso tempo, perché all'interno era quando eravamo arrivati in Sri Lanka dopo lo tsunami con la protezione civile, sapendo che noi avevamo una formazione esplicitamente e anche una competenza specifica in contesti difficili di guerra, tra le varie organizzazioni italiane che avevano contribuito a aiutare lo Sri Lanka dopo lo tsunami, a noi è stato segnalata questa realtà, un tour, perché era all'interno di tutto il contesto la più difficile, perché intanto perché era nella zona Tamil, che in quel momento era in guerra, e quindi oltre al discorso tsunami c'era anche il problema degli orfani collegati alla guerra, ma poi perché questa realtà specialmente era caratterizzata da una storica presenza moresca che si era insediata lì, quindi musulmana per intenderci, secoli prima in questo contesto. Quindi lì c'era anche un discorso di persecuzione. In quel momento poi specialmente il governo cingalese utilizzava anche questo accordo con una sorta di alleanza con questa componente musulmana contro i Tamil. I Tamil non sono solo indù, ci sono anche i Tamil cristiani, come appunto padre Edward, che poi è andato a fare il missionario in Pakistan, dove lui è professore di filosofia, scrive tanti libri, è un uomo molto spirituale, ma soprattutto un uomo di carità con un carisma speciale che io ho visto solo a lui, perché guardate, costruire ospedali, costruire case, ambulatori, scuole, chiese, tutte cose che noi abbiamo fatto e che abbiamo aiutato tanti missionari a fare, anche officine meccaniche per far lavorare la gente, eccetera. È difficile, ci vuole competenza, ci vuole capacità, soprattutto in quei contesti in cui devi, diciamo, è difficile anche da noi fare le cose, immaginateveli in quei contesti. Anche se devo dire che con come è diventata complicata la società da noi, tante volte è meno difficile fare le cose laggiù che da noi. E quindi poi dà anche soddisfazione perché in tempi relativamente brevi vedi veramente
costruire cose che servono, poi che si autoalimentano, che generano sviluppo integrale dell'essere umano e dei popoli. Quindi integrale vuol dire umano, economico, civiltà vera. Ma la cosa più difficile di tutte è prendere delle persone che vengono da una povertà non occasionale, noi ad esempio ci occupiamo del progetto per nuove povertà, che però non si occupa, chiamiamole, delle situazioni marginali o delle povertà croniche collegate. Da noi non esiste, diciamo, mentre in quei contesti lì, soprattutto i cristiani in Pakistan, per esempio, vengono quasi tutti dalla classe dei Dalit. Nel 1947 il Pakistan si è staccato dall'India per secessione su base, come hanno voluto gli inglesi, confessionale, quindi hanno separato la parte musulmana. Ma il Punjab e alcune realtà, regioni sono state nettamente tagliate in due, è stata un'operazione artificiale costruita a tavolino a Cambridge, quindi tra l'altro su base confessionale non è stata neanche una cosa intelligentissima, però nell'ambito geopolitico poi abbiamo visto l'Afghanistan, insomma, quante volte la componente confessionale, soprattutto lì che prima non erano fondamentalisti, poi è stato importate le madrasse in chiave per l'Afghanistan, in chiave antisovietica, e quindi è stato proprio spinto dall'Occidente, dall'Inghilterra e dall'America il fondamentalismo islamista. Però lì il Punjab, che è la regione dove c'è Lahore, Faisalabad, tutte le realtà dove noi aiutiamo maggiormente, è stato tagliato in due, quindi esiste un Punjab indiano e il Punjab pakistano, che è musulmano. Ma ci sono anche molti cristiani. I cristiani in India e in Pakistan sono quasi tutti convertiti dalle classi più povere, quelle che nell'induismo non hanno dignità di essere umano. Non stiamo parlando di cristianità antiche come quelle che troviamo in Medio Oriente o anche in certe zone dell'Africa come l'Etiopia, che sono cristianità apostoliche. In India sì, in India esiste la comunità malavarese, che un po' come le chiese dell'Iraq e dell'Iran sono state, diciamo, fondate addirittura da San Tommaso Apostolo, infatti parlano addirittura l'aramaico nei loro riti in India perché ci arrivò San Tommaso Apostolo. Quindi, però nel nord dell'India così invece parliamo di cristianità più recenti. E quindi lì abbiamo abbiamo anche un fondamentalismo, come vi abbiamo spiegato tante volte, che non è cresciuto, è nato su un substrato cristiano, seppure nestoriano, come quello che c'era stato nei paesi arabi, ma su un substrato indù. E l'induismo ha un suo fondamentalismo feroce, tant'è vero che in questo momento c'è più difficile aiutare i cristiani in India che neanche in Pakistan, per esempio, perché il fondamentalismo indù è comunque molto feroce e unisce alla discriminazione religiosa quella economica, cosa che invece non appartiene normalmente al mondo islamico. Però in questi contesti del subcontinente indiano vengono unite le due componenti, quindi abbiamo che lì il fondamentalismo diventa ancora più feroce, ancora più discriminatorio nei riguardi dei poveri, perché si unisce l'esempio era Asia Bibi, no? Se noi pensiamo a Asia Bibi, grazie a Dio, noi abbiamo lottato tanto, 10 anni per lei, è libera ed è lontana dal Pakistan, è stata 10 anni in galera sopportando ogni tipo di vessazione, ma non si è mai piegata, e grazie a Dio, perché solo grazie a Dio veramente, sì, abbiamo fatto tutti pressioni, abbiamo fatto manifestazioni, noi abbiamo iniziato addirittura nel 2010, però lì c'è stata veramente la grazia. Però nel caso di Asia Bibi si vedeva bene, no? Come è avvenuta la sua persecuzione. Lei, tutto nasce il fatto che lei ha osato bere con la stessa tazza
delle sue colleghe braccianti musulmane. Ma questo normalmente non c'è, questo discorso di purità della tazza nell'islamismo, c'è nell'induismo. E quindi in certi casi si sovrappongono delle tradizioni. Per questo è così difficile lì la realtà, cioè difficile dappertutto dove esiste l'islamismo. Pensiamo alla Siria, che era un paese assolutamente laico, moderno, dove convivevano le religioni benissimo, e poi dopo il regime change, le rivoluzioni arabe e le porcherie che sono state fatte negli ultimi anni, lì adesso c'è una realtà con uno di al-Nusra, che è diventato presidente della Repubblica e che viene invitato e viene, diciamo, è stato normalizzato col suo barbone, gli stringono le mani. Al-Nusra è responsabile di tanti attentati anche verso, mi ricordo quando ero in Iraq, il primo attentato, ero a Baghdad quando ci fu il primo attentato nel 2003 di matrice terroristica. Io ero al pronto soccorso a Baghdad dell'Italia, e arrivò la notizia di questo attentato fatto da al-Nusra contro l'ambasciata giordana. E quindi diciamo ci sono, insomma, abbiamo visto che la geopolitica non guarda in faccia niente a nessuno, soprattutto usa i popoli come carne da macello, no? Però lì c'era una realtà completamente diversa, in qualche modo l'islamismo, l'ISIS, Al-Qaeda, eccetera, sono sempre in forma diversa stati utilizzati dalle potenze come, diciamo, mercenari, che servono in funzione geopolitica, anche quando fanno gli attentati da noi, peraltro, non è che... Invece, quando parliamo di società, quindi che si crea una discriminazione molto pervasiva, eccetera, e quello viene fatto attraverso le scuole e quant'altro, e questo in Pakistan è stato fatto. Adesso il Pakistan come governo ha ridimensionato il ruolo dei talebani, già liberando Asia Bibi, ha fatto un'azione di forza perché i talebani minacciavano fuoco e fiamme. Ricordo che hanno ucciso governatori anche musulmani, come il governatore del Punjab, il ministro Shahbaz Bhatti, martire, quindi attaccavano anche le istituzioni dello Stato pur di poter continuare le loro persecuzioni. Però devo dire che il governo pakistano in questi anni si sta sforzando di ridimensionare la componente ultra fondamentalista, ultra wahhabita, però nelle scuole ancora i libri, per esempio, di testo insegnano proprio la discriminazione violenta, e quindi è chiaro che questi sono contesti dove è difficile operare. E quindi vi dicevo, tornando a Padre Edward, che Padre Edward ha questo carisma che riesce a prendere persone povere da sempre, e riesce ad emanciparle attraverso l'istruzione molto personalizzata, canali molto personalizzati, cioè persone con meno potenzialità magari insegna dei piccoli lavoretti che comunque consentono loro emancipazione. In quei contesti basta veramente poco per mantenersi. Tante volte ricordo c'era una mamma sola con una figlia un po' minorata mentale, hanno imparato a fare le candele, vendendo le candele mangiavano, vivevano con una certa dignità. Lì le case sono molto povere, i costi sono relativi, e quindi già solo aver fatto questo, mentre altre, cioè quella che era un genio, è diventata, sempre grazie all'aiuto di Padre Edward e anche nostro, è diventata uno scienziato della NASA. Quindi ha questo carisma che è tutto suo, e finché c'è lui è bene veramente sfruttarlo per aiutare più persone possibili, più ragazze possibili. Poi aiutiamo anche i ragazzini nelle fabbriche di mattoni. Poi lì adesso stiamo lavorando con Padre Angelo, che è un sacerdote
più giovane che io ho conosciuto personalmente a Khushpur, era il parroco di Khushpur, è anche un uomo molto, anche lui molto religioso, molto carismatico, eccetera. Con lui aiutiamo più le famiglie. Adesso, ad esempio, ci ha chiesto aiuto per la famiglia di un cristiano ingiustamente accusato di blasfemia e messo in carcere. Però quella famiglia è venuta meno una sola fonte di sostentamento, allora stiamo cercando di comprare una mucca con cui possano autosostentarsi, vendere anche i prodotti, come vi dicevo. Essendo substrato indiano, molte di queste persone sono anche molto brave nell'allevare le mucche e quindi possono produrre burro e venderlo, eccetera. Quindi anche questa è una forma di autosostentamento, però anche in questo caso persecuzione e discriminazione tante volte la difficoltà di far avere i fondi. Credete, noi facciamo i salti mortali. Nel caso di Padre Angium, i soldi che abbiamo mandato ci sono stati rimandati indietro. Era già successo con Padre Edward tante volte, però poi noi troviamo sempre il canale per aiutare. Ma anche una cosa così semplice, sappiate che non è facile. Bisogna superare tanti ostacoli, fare tanta burocrazia. Quando ti rimandano indietro i soldi si prendono delle belle commissioni, le banche non solo le loro, anche le nostre. Quindi, insomma, però noi ce la facciamo e stiamo facendo anche questo. E in Sri Lanka invece a Muthure e in un altro convento vicino a Kandy, l'alluvione ha portato via tutto, però il convento che avevamo aiutato vicino a Kandy era in una zona franosa, avevamo creato una struttura di calcestruzzo per impedire che venisse travolto nelle normali piogge monsoniche. Ecco, devo dire che ci ha mandato delle immagini impressionanti, simili a quelle della Sicilia, per capirci, dove paesi interi crollati, il nostro convento è rimasto lì. Proprio l'intervento che avevamo fatto preventivo era costato veramente pochi soldi, ma ha salvato queste monache speciali, straordinarie. Sono carmelitane, ma non di clausura apostolica, aiuta le bambine, le scuole e le orfani. E invece a Mutur, dove c'è un contesto sia di orfani, dallo tsunami, vabbè, ormai sono grandi, di guerra e anche di persecuzione religiosa, vi dicevo, anche lì ci hanno chiesto aiuto e quindi abbiamo mandato un aiuto anche lì proprio prima di Capodanno. Aiutateci, il mio tempo va in conclusione, quindi mi raccomando 80 17 03 50 il conto corrente postale, il l'IBAN è quello che trovate sul nostro sito e che finisce con 38955, poi si possono fare anche donazioni online e aiutateci ad aiutare i popoli a casa loro, aiutarli ad aiutarsi e costruire insieme la pace. Grazie, ciao. Avete ascoltato